Hey, ¿quién me oye? ¿Y quién canta ahora junto a mí? Hey, y en tanto se asoma la luna para ver por toda la playa de brochi da resina. Se oye, mira allí una mujer que va. Hey, ¿quién me oye? ¿Y quién canta ahora junto a mí? Hey, y en tanto se asoma la luna para ver por toda la playa de brochi da resina. Se oye, mira allí una mujer que va. Marucella, Marucella, tus ojos reflejando el mar y han puesto en mi pecho un pesar. El corazón me hace latir como cuando las olas están en furia. Antes me dices que sí, después dulcemente me haces morir. Marucella, Marucella. ¿Quién me ayuda si tú no vienes a ayudarme? Y me vienen ganas ardientes de besarte. Y ven aquí, guapa, y dame tu boquita, que para envenenarme tan dulce se vuelve. Marucella, Marucella, tus ojos reflejan el mar y han puesto en mi pecho un pesar. El corazón me hace latir como cuando las olas están en furia. Antes me dices que sí, después dulcemente me haces morir. Marucella, Marucella. Me haces latir como cuando las olas están en furia. Antes me dices que sí, después dulcemente me haces morir. Marucella, Marucella. Grazie, grazie, grazie. Olè. Guarda qua, Olà. mi sono anche attrezzato della Olè. cartellina della Pemaia, cosa che non si fa Guarda. perché devo dire tante cose. Di tante cose, dille Innanzitutto buone però. Dille buone, quello buono. Innanzitutto facciamo Spagnapoli. vedere questo. Bene, bene, fai vedere le cose buone. Tu ogni volta che entri devi portare Spagnapoli, devi dire che si trova nei negozi. lo Da devi comprare. No, tu lo devi dire, tu sei il conduttore. Io faccio Adesso faccio la ecco, cantante. vai. Tu fai la cantante adesso, Oh, quindi riprendo sì. le mie vesti di conduttore facendovi Sì. vedere il disco dell'artista. Oh. Spagnapoli. Ecco. Che cosa contiene Spagnapoli? Sono Se non classici lo sapessi.
T'ho fatto due, cioè, Sì, sì. ecco, sono classici napoletani in lingua spagnola, alcuni, altri lasciati in originale con degli arrangiamenti particolari, spagnoli chiaramente. Ecco, fate vedere anche Ecco, il vestito. il vestito, questo ho comprato a Positano, c'è zecca niente con la Spagna però. Bellissimo, bellissimo, però... Ma però, non hai visto che dietro di me ci sono dei questa bandi atmosfera, giovani, questa questi musicisti? atmosfera magica non potrebbe essere tale senza i tuoi musicisti. Grande applauso anche a loro. Applauso, Li applauso, presentiamo uno ad ringraziate. uno? Li presentiamo Presentali uno a tu, uno. va. Guarda, mi metto così Presentali tu, così fai si il possono... presentatore. Allora, partiamo dalla chitarra. Perché loro sono polivalenti. Sì, quindi sì, si loro scambiano, in si realtà scambiano. vado un po' vicino a loro e noi siamo in giro con questo spettacolo, Ecco qua. piazze, teatri, comunioni, battesimi. no, Comunioni, sto scherzando. battesimi. Lui tra un po' battesimo perché sta per Ah, diventare sì? papà. E come lo perdevo questa tra occasione? poco quanto? Guarda, proprio Tra poco. poco quanto? Siamo con l'orologio così, stiamo proprio là, aspettiamo Alessandro. Applauso Alessandro che deve Applauso ancora ad arrivare da Alessandro. noi. Lui suona anche la chitarra e le tastiere perché il pianoforte, diciamo, per i concerti diventa è difficile, difficile almeno un po' per da noi, portare, insomma. perché noi facciamo ancora i piccoli concerti, cioè i concertini. Quando faremo i grossi concerti, i concerti normali? Vuoi salutare qualcuno? Sì, ciao mamma e tutti quelli che mi conoscono e Alessandro ovviamente. Bellissima questa cosa. Giustamente, poi gliela faremo vedere. Dice papà, hai capito come stavi inguaiato? Passiamo alla chitarra. Lui suona sia chitarra classica che chitarra elettrica perché c'è una prima parte dello spettacolo dove ci sono due vocalist che oggi non sono presenti perché avevano da fare altre cose, insomma, chi studia, altre cose. Silvia e Valentina, giusto? Che Bravissima. peccato. Troppo, che non sono lo so. venuti. Io l'ho viste Io sul veramente manifesto. Che non le ho peccato, fatte che venire peccato. perché sono troppo carini. Ho detto no, non devono venire, ci devo essere io sola. Ecco. Fatto bene? No. No. Quindi lui suona più chitarre e poi c'è tutta una serie di pedali, insomma, sta lì che fa Che poi lo vedranno in veniteci opera a nei vedere. concerti. Vuoi salutare qualcuno? Anch'io, ciao mamma e ciao Alessandro. Ah, che carino! E adesso è arrivato Ecco. lui. Questo che strumento è? Che io sono ignorante, Ecco. esordiente totale proprio. Ma praticamente è un violino un po' più grosso, insomma. Il È violinone. il violinone. Lui suona basso e contrabbasso e devo dire che siccome ho fatto il manifesto da sola col suo contrabbasso, Sì, è quello- occupava praticamente No, tutto il manifesto. Un gruppo ieri mi ha chiesto se per caso suonassi il violoncello. Io non capivo perché evidentemente vicino a me il contrabbasso è diventato un violoncello. Ah, Ecco. ho capito. Poi Giulio, secondo me, io non, diciamo, siamo all'inizio della nostra conoscenza, secondo me c'ha un senso dell'umorismo tutto inglese. Ah, quindi Che zitto soft, zitto fa quelle soft. giusto? Se lo dici te. Eccolo. Ecco, salutiamo qualcuno. Anche io mamma e Alessandro. Bene. E adesso arriviamo a lui, A lui. all'anima, perché l'anima, All'anima. perché è quello che insomma in qualche modo organizza un po' tutti, li chiama, dice ragazzi adesso mi sono arrabbiato e dice io non mi arrabbio mai, però poi fa questa faccia che veramente mi fa anche un po' paura, poi mi chiama e fa tutto a posto, li ho chiamati e li ho bastonati. Giusto. Francesco Baronetti, lui si chiama. Faccio una suonata così, vai. Hola! Facciamo anche un po' di mossa? Poca. Oh, perché noi insomma in questo spettacolo siamo anche portatori sani di mossa, Ecco. giusto? Questo è giusto un anticipo. Io vorrei dire, Guarda, come avrete capito, andiamo- che la mia presenza È superfluo. era superflua, ecco fatto, io perché sono entrato, non lo so, quando c'è Gio Di Sarno è sempre così. No, perché Quindi io volevo stare zitta. Ecco, però- mi sai com'è? Un soldino per farmi parlare? 1 miliardo per farti tacere. Pubblicità! Pubblicità! Pure tu l'hai detta questa, è una cosa po', basta.